terzo seminario ACI qui a Napoli, Eremo dei Camautori, ed è un piacere ospitare qui a bordo campo Antonetta, i giardini di Francesca, il Kaiser, il maestro, il professore Franco Villa. Grazie professore, sei qui con noi. Tanti allenatori te l'aspettavi per questa terza uscita dell'ACI? Veramente me l'aspettavo, perché questa è la terza uscita ed è stata sempre molto sentita. E secondo me questa sera si è raggiunto il clou della partecipazione. Spero che ci sia una partecipazione attiva, perché veramente sono temi importanti che la nostra categoria deve affrontare e deve risolvere principalmente. Kaiser, il calcio è cambiato ed è cambiato anche purtroppo per gli allenatori. Grazie. Sì, è cambiato, c'è molta concorrenza, perché certamente quest'anno c'è un continuo smercio di patentini che io sono sempre dell'avviso che bisognerebbe mettere in avanti la meritocrazia, specialmente a livello di allenatori, e quindi secondo me non è che debbano essere fermati questi patentini, però dovrebbero essere dati veramente a gente meritevole per fare gli allenatori. Bisogna saperli scegliere bene, perché altrimenti ecco, ci sono queste cose che purtroppo non fanno bene alla categoria, e veramente la figura dell'allenatore è diventata molto superficiale, molto in chiusura, Franco Villa, decano degli allenatori campani, con lei parliamo di C1 Giovane B. Lei ha allenato la Nocerina lunedì sera, Avellino Nocerina, il triangolo è Avellino Nocerina Latina, si vede favorito nella partita e soprattutto nella lotta verso la Serie B. Avellino, Latino, Nocerina. Tre squadre veramente che hanno fatto un pochettino in avanti l'Avellino, piacciono senz'altro una piazza che merita il salto di categoria. La Nocerina ha fatto benissimo, molto impressionata, perché c'è un ottimo impianto di gioco, di ottimi giocatori, però so che hanno problemi societari e quindi penso che alla fine non verrà. Grazie al professore Villa. Grazie.